Siamo oggi in manifestazione in rappresentanza di 3 categorie che non vengono prese in considerazione dall'Accademia del Cinema. E la filiera del cinema, da parte del suono, è composta da 4 anelli che sono il fonico di presa diretta, i montatori del suono, i creatori del suono e i fonici di mix. Oggi nell'Accademia del Cinema viene presa in considerazione solo una di queste maestranze, categorie, che è il fonico di presa diretta. Noi altre 3 categorie non siamo prese in considerazione ad oggi. Noi nel 2007 abbiamo avuto a favore una sentenza del Consiglio di Stato che ci riconosce come artisti e quindi aventi diritto ai diritti connessi ai diritti d'autore. Questa è una cosa in più non presa in considerazione evidentemente dall'Accademia del Cinema. Un esempio di un film che oggi è in cinquina, che è Gigrobò, lo chiamiamo Gigrobò, di Gabriele Mainetti. È un film dove vive di sound design, vive del nostro lavoro, vive un mix fatto in squadra con il montatore del suono insieme a noi creatori di suoni. Essere presa in considerazione solo ed una maestranza che è il fonico di presa diretta, per noi è offensivo questa cosa, perché è un film dove vive di suoni. Il film non viene registrato sul set e poi mandato in sala, assolutamente no. Dopo che è stato registrato sul set, il film, il sonoro, comunque viene manipolato dai montatori del suono, viene arricchito dai creatori del suono e poi viene missato dai missatori. Quando vedete un film americano, noi in realtà sentiamo la colonna internazionale, perché l'italiano viene aggiunto, tutto il bello suono che noi sentiamo nei film americani è tutto lavoro fatto dai umoristi, fonici di mix e tutte queste persone qua. Il suono è importantissimo perché con il suono noi trasmettiamo delle emozioni. Prendiamo ad esempio un film horror, un film di Dario Argento, dove il sonoro aiuta, diciamo, lo spettatore a stare in tensione, mantiene quella tensione, sì. Quindi la manifestazione che abbiamo indetto oggi pacificamente è per chiedere all'Accademia del Cinema e a tutti i suoi consiglieri di riconoscere queste 3 categorie insieme ai fonici di presa diretta. Le sirene che sentite passare nei film, il 99% sono ricostruite, capito? Le missiamo, le montano loro, noi le missiamo, è tutto rifatto, tutto finto, tutto. Salve a tutti, eccoci a questa puntata speciale, diciamo, di Soundtrack City, che abbiamo voluto iniziare così, ricordando un evento accaduto nel 2016, nell'aprile del 2016, dove diciamo il Dipartimento Suono, ovviamente quando si parla di suono appunto non si parla solo di fonico di presa diretta, ma si parla di fonico di mixer, creatore del suono, montatore del suono, eccetera, che sono un po' in qualche modo i cugini di chi si occupa invece di musica, no? Sono le categorie, diciamo, più contigue, perché anche loro si occupano, appunto, stanno nella colonna audio del film. E di questa loro iniziativa, secondo me lodevole, per cercare di rimettere a posto un po' le cose sotto il profilo delle premiazioni del Donatello, ma poi in realtà il discorso è molto più ampio, perché del riconoscimento proprio professionale del proprio lavoro. Oggi ne parleremo non degli amici del suono, che saluto, ma invece con 2 compositori, ambedue della CMF, per invece parlare dell'altra faccia della medaglia, dell'audio, e sto parlando ovviamente della musica, della composizione, del ruolo del compositore e dell'autore nell'ambito proprio della creazione e della professionalità del cinema. Massimo, prima di introdurlo, vuoi dire qualche cosa anche te, visto che l'hai visto a sorpresa pure te questo video? Sì, infatti non mi ricordavo di questa manifestazione. Giustissima, meritatissima, e ce ne vorrebbero tante altre, anche perché comunque stasera ci troviamo anche qui per parlare proprio della figura del compositore e della sua peculiarità, che sarebbe anche strano doverne parlare ancora oggi nel 2023, dopo tutto quello che abbiamo vissuto, tutto quello che è avvenuto. E devo dire che lo spunto ci è venuto anche per una frase che Pivio, che sarà nostro ospite,
ha elargito, dopo l'esperienza della CMF all'interno della giornata di masterclass e concerto annesso all'interno del Roma Film Music Festival, l'ultima edizione, ma io poi l'ho preso anche come spunto per fare un articolo per un reportage, e lì ho citato i grandi errori dei famosi premi blasonati, che chiamarli blasonati sarebbe forse un in più, dove effettivamente in molteplici casi Davide Donatello, gli Academy Awards, ma parliamo poi del nostro paese, Davide Donatello, Nastri d'Argento, sono state nominate nella categoria compositore, miglior colonna sonora, alcune cose che diciamo rasentono l'assurdo. Ricordo la scorsa edizione dei Nastri d'Argento, la nomina a miglior compositore e miglior colonna sonora a Lele Marchitelli per È stato la mano di Dio di Paolo Sorrentino, dove in realtà nel film di Paolo Sorrentino musica originale non ce n'è, e Lele Marchitelli rimase un po' basito da questa nomination inaspettata. Hai voglia che era inaspettata, ma ricordiamo anche l'ultimo Davide Donatello, Le 8 montagne, film acclamatissimo dal critica e dal pubblico, dove è stato candidato il compositore, che però nel film non ha realizzato musica appositamente nuova, ma hanno utilizzato brani di album preesistenti di questo compositore. Quindi comunque di momenti di defiance Davide Donatello e Nastri d'Argento ne hanno fatti ben donde. Quindi oggi diciamo che siamo anche qui per parlare di questo. Allora io direi di far entrare subito Pivio e Fabrizio Fornaci, ovvero ciao Fabrizio, ciao Pivio, ovvero che peraltro sono qui anche come esponenti della CMF. Ce ne sarebbero 3 in questo caso, ma io mi metto da una parte, sarò neutrale oggi, e anche perché abbiamo il presidente qui davanti, e io del presidente vorrei leggere quella frase di cui tu prima Massimo facevi cenno. Allora, è una frase secca e piuttosto, come posso dire, lapidaria. I compositori di musica per film sono autori di un film alla stessa stregua del soggetto. Anche ora di iniziare a rispettarli in quanto tali. Ma con chi ce l'hai con questa affermazione? Allora, con chi ce l'ho? Ce l'ho, è difficile identificare. Sai, a volte il nemico ammesso che si possa chiamare nemico, è un'entità astratta, o meglio, concreta, ma composta da troppe situazioni anomale. Diciamo che da molto tempo a questa parte la nostra categoria non sta vivendo un momento di riconoscimento del ruolo che abbiamo. E spesso mi è capitato di sentire, appunto, anche da persone che sono ben addentro al meccanismo, frasi del tipo: ma cosa hanno da dire questi che non sono neanche autori? Dimenticando che c'è, se non altro dal punto di vista formale, ecco, mettiamola così, c'è una legge che dice esattamente il contrario. Cioè, io ho fatto cenno a quelle 4 figure, sono le 4 figure che tuttora sono legalmente considerate gli autori di un film. C'è, per dire, il direttore di fotografia, ma su questo si potrebbe anche discutere. Ci sono anche altre figure che presumibilmente avrebbero il pieno diritto di essere in quel gruppo, in quel novero di autori. Noi ci siamo, eppure non siamo considerati come tali. Ho scoperto recentemente, questo mi ha fatto abbastanza imbestialire, che anche in tutta una serie di meccanismi formali, come per esempio l'iscrizione di un'opera filmica al pubblico registro delle opere, quando tu depositi un'opera sei tenuto a indicare chi sono i soggettisti, i sceneggiatori e il regista, ma non il compositore. Quindi vuol dire che evidentemente c'è un problema proprio alla base, no? Cioè da un lato non conoscenza dell'aspetto, ripeto, formale, poi c'è l'aspetto invece artistico vero e proprio. Io francamente faccio fatica a pensare che noi non si possa essere considerati degli autori di un film.
Cioè il nostro contributo è un contributo essenziale, o meglio, essenziale quando c'è, mettiamola così. Perché se c'è vuol dire che evidentemente racconta qualcosa che il film non racconta in altro modo. Si possono fare film anche senza musica, ci sono dei capolavori pazzeschi, ne ho visti anche recentemente film totalmente senza musica e reggevano, perché evidentemente dentro il film c'erano tutti gli stimoli emozionali e di racconto di cui aveva bisogno. In realtà molto spesso diventiamo una sorta di acceleratore di particelle, no? Cioè, diamo un contributo veramente fondamentale, ecco. E quindi insomma questa frase mi è venuta fuori perché recentemente mi sono ritrovato appunto a dovermi scontrare anche in maniera anche abbastanza violenta, tutto sommato, io che sono un pacifista nato, con persone che si rifiutavano tutti i modi di riconoscere la nostra presenza. E questo poi diciamo, a catena porta un sacco di problemi. Vorrei chiedere a Fabrizio, così finiamo il primo giro e dopo passo la parola a Massimo per le domande. Vorrei chiedere a Fabrizio Fornaci, anche te compositore, vedendo quel video di prima, no? Quello del dipartimento, diciamo così, suono, di questa loro battaglia che fecero 6 anni fa a questo punto, se non vado errato, ecco, non ti viene, come posso dire, il dubbio che la nostra categoria sia un po', come posso dire, debole rispetto alla consapevolezza di certe mancanze che magari ci sono a livello mediatico, a livello di organizzazione, a livello di un po' tutto, insomma, quello che vediamo. Beh, certo, ma noi siamo sempre stati, prima della formazione della CMF, siamo sempre stati un po' delle isole. Eravamo chiusi dentro i nostri studi di registrazione, studi casalinghi, e facevamo la nostra musica, conoscevamo i colleghi per nome oppure per qualche occasione che succedeva di incontrarli magari in uno studio di registrazione oppure in qualche altro evento, però come categoria siamo sempre stati un po' solitari. È così per natura, diciamo, no? Ma questa cosa adesso che è stata creata la CMF, adesso non voglio fare uno spot pubblicitario della CMF, ma ci ha permesso a tutti quanti noi di conoscere i nostri colleghi con le nostre stesse problematiche, le nostre stesse insicurezze o sicurezze in certi casi, e di condividere anche questo tipo di professione che facciamo, di condividerla anche da un punto di vista non solo creativa, ma anche da un punto di vista, diciamo, più pratica, e questo evidentemente ci ha portato adesso ad essere un gruppo molto più unito, molto più compatto, in modo da poter portare avanti in questi anni delle battaglie che stiamo cercando di portare avanti. E perciò questa è una nuova, diciamo, una nuova era per il compositore di musica per film, almeno qui da noi in Italia, anche perché la CMF è la prima associazione che è stata creata in Italia. Neanche grandi nomi come Morricone, come Bacalov, come Piovani sono mai riusciti a mettere insieme tutti i compositori di musica da film, di musica per film, scusate, perché certe volte è per questo che in fondo, insomma, noi stiamo cercando adesso con vari gradini, perché andiamo, insomma, di cercare di far conoscere prima di tutto il nostro lavoro, la nostra professione, la nostra arte, e poi di rivendicare anche quello che ci spetta di diritto. Noi non stiamo dicendo il compositore è un autore, lo diciamo noi così per... C'è addirittura la legge sul diritto d'autore all'articolo 44 che sancisce che i 4 autori, come ha detto Pivio prima, sono il soggettista, lo sceneggiatore, il regista e il compositore delle musiche. Perciò c'è una legge proprio per dire. Poi il cinema è un'opera collettiva,
per quanto sia ci sia il regista che coordina un po' tutto, ma è un'opera collettiva, perciò ci sono anche altre professionalità che avranno diritto ad entrare, diciamo, in questo Olimpo autoriale, chiamiamolo così. Massimo. Ma io avevo una domanda forse un po' spinosa o forse un po' polemica. Questa sorta di problematica che è venuta fuori, che poi in realtà nel tempo un po' è stata fomentata, poi ora è esplosa, ricordiamo anche il famoso caso dell'esclusione della notte degli Oscar del premio in diretta proprio alla sezione musica originale, con Zimmer in vestaglia che con lo scarino piccolino a protesta. No, con l'Oscar in tasca, con l'Oscar nella tasca è ancora più bello. Infatti, meravigliosa, ancora ce l'ho impressa quell'immagine. Però mi chiedo, ma questo deperimento concettuale della figura del compositore, di colui che realizza la musica originale, ma avviene dall'interno, cioè da chi fa questa professione come voi, o da qualche altra entità, se così vogliamo chiamarla, esterna a questa meravigliosa professione? Pivi, adesso ti devi sbilanciare, sì. Allora, bisognerebbe un po' analizzare caso per caso. Ok. Intanto partiamo dalla vicenda dell'Oscar. L'Oscar è sempre stata, diciamo, la festa riconosciuta mondiale del cinema per vari. In qualche modo coinvolge la trasmissione televisiva. C'è chi pensa che ci sia la necessità di ottenere uno spettacolo che sia snello, veloce, che possa permettere tante inserzioni pubblicitarie, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, la presenza del compositore in questo senso si scontra con delle dinamiche di tipo televisivo che nulla hanno a che fare con la festa dell'Oscar. Tra la categoria canzone originale e compositore si è preferito evidentemente dare spazio alla parte più pop della cosa, perché garantiva comunque l'accesso di, la cantante del momento che aveva il film da sponsorizzare, no? E quindi tant'è vero che molte persone, anche non necessariamente solo compositori, hanno dichiarato che quella era una porcata. E infatti sono tornati indietro. Il discorso della mancanza di attenzione al momento della promozione sostanzialmente di un film, e poi a cascata chiaramente questa cosa si riverbera anche sui festival, sui premi importanti, eccetera, eccetera, ha probabilmente un padre psicologico, che è quello legato al fatto che i compositori, almeno fino a pochissimo tempo fa, hanno sempre vissuto, come diceva anche Fabrizio, di vita propria, no? Cioè, e non erano mai coinvolti realmente nella produzione del film, perché al problema, chiamiamolo così, tra virgolette, musiche originali, dal punto di vista economico c'era qualcuno, ovvero l'editore, che si prendeva a carico, diciamo, con meriti e con anche inizialmente oneri, ma poi anche molti onori e probabilmente anche dei bei soldini, no? Quindi faceva un investimento che veniva di fatto quasi sempre recuperato in tempi relativamente brevi, grazie anche alla vita che i film avevano in sala, eccetera, eccetera, eccetera. Nel tempo questa figura sta diventando sempre più esile. Quindi se prima poteva avere un ritorno economico, non dico immediato, ma quasi, adesso ci vogliono molti anni per poter recuperare gli investimenti e a volte non si riescono neanche a recuperare, perché il mercato è cambiato molto. Però è evidente che è cambiato un po' l'orientamento dell'utente. L'utente adesso sempre più spesso vede i film attraverso le piattaforme digitali, le quali non riescono o non vogliono permettere dei ritorni economici a chi ha investito. Nel momento in cui gli editori scompaiono uno ad uno, il compositore rimane col cerino, così. E quindi appunto l'unica possibilità è che sia il produttore a farsi carico di una parte del film, come dovrebbe essere.
che significa pagare il compositore, pagare tutti gli assistenti, i fonici di sala, i musicisti, i copisti, cioè tutto un mondo. Cioè, in effetti, se ci pensiamo bene, dietro una colonna sonora anche relativamente modesta ci sono decine e decine di persone che sono coinvolte. Dicevo, quindi, nel momento in cui il produttore dovesse finalmente essere investito ad investire, scusate il gioco di parole, a quel punto ci sentiremmo anche noi più parte di un contesto che fino adesso ci ha visti, diciamo, un'entità esterna. Cioè, vi faccio un esempio stupido. Quando ci sono le conferenze stampa, le presentazioni di un film, no? Raramente il compositore viene coinvolto, ma spesso questo nasce proprio dal fatto che, non avendo vissuto, no, la parte del set, è considerato qualcosa appunto che se la caverà per conto suo. In questo senso, però, Pipio, io qui davanti, no, anche per andare un po' nel dettaglio, è la struttura organizzativa dell'Accademia del Cinema Italiano Premi David di Donatello. Sì. Vedo l'assemblea dei soci, vedo rappresentati gli autori, vedo rappresentato l'Agis, vedo rappresentato l'Anica, ci sono peraltro 3 autori, Roberto autori. Aspetta, continua. Martinotti, Purgatori, che a me un poverino non c'è più, poi vedo rappresentati i produttori, il nuovo Aimaie, vado nel consiglio direttivo, anche in questo caso vedo attori, Valeria Golino, vedo registi, Edoardo De Angelis, e non c'è lo straccio di un musicista. Tu pensi che questa, anzi lo dico a tutte e due, voi pensate che questa disparità può creare poi quelle disattenzioni di cui parlava sopra Massimo? Ovviamente, però lascio la parola a Fabrizio che insomma, fa Davide. No, sicuramente può creare problemi, e nel passato ne ha creati, perché ci sono stati dei David assegnati che magari non erano propriamente, diciamo, in linea con quello che poteva essere il premio dato per la miglior colonna sonora, insomma. Anche lo stesso regolamento, no? Poi peraltro. Certo, certamente. Perciò queste cose magari con un nostro esponente o uno o più esponenti dei compositori magari avrebbero fatto notare che c'erano delle cose che non erano propriamente, diciamo, in linea con quello che si doveva fare, insomma. Perciò questa sicuramente è un valore aggiunto anche al David di Donatello, avere un compositore o più compositori all'interno del direttivo. E questo, come diceva anche Pipio prima, noi, essendo stati sempre un po' da un punto di vista produttivo all'atere della produzione, perché appunto se ne faceva carico l'editore, e il produttore non ne ha mai, diciamo, almeno qui in Italia, perché poi all'estero non è così. Questa era una pratica totalmente italiana, e perciò eravamo considerati un po' come un corpo estraneo, insomma, no? Nell'ambito della catena produttiva del film. Invece adesso che appunto i produttori e gli editori non se ne fanno più molto carico, se non per grosse produzioni, cominciano i produttori a farsene carico, e perciò cominciano a capire anche l'importanza, perché quando paghi cominci a capire l'importanza di quello che paghi. Quando non paghi non ti rendi conto, capito? Non ti rendi conto. Poi insomma, io lascio la parola a Pipio, che per quanto riguarda il David, poi lui è molto più ferrato di me, perché sa benissimo i meccanismi, anche perché ne ha 23, perciò insomma sa benissimo come funzionano le cose all'interno lì è facile dire qual è il problema. Basta leggere le carte, o meglio andare in rete e leggersi lo statuto e il regolamento. Certo. Si capisce subito. Lì c'è scritto nello statuto che all'interno del consiglio direttivo devono esserci rappresentanti degli autori cinematografici, che si ferma lì la faccenda. In un altro articolo si indica, si intende per autori, i sceneggiatori e i registi. Cioè, quindi c'è un problema formale a monte, no?
E quando io ho fatto notare, io perché l'ho fatto ovviamente in rappresentanza di HMF, quando ho appunto mandato queste missive ai vari esponenti del direttivo, so per certo che alcuni di questi, vedasi il discorso che facevo prima, si sono anche quasi stupiti, dicendo cosa vogliono questi, cioè, non sono mica dei direttori. Quindi la mia risposta inevitabilmente è stata: se questo è il livello di coscienza che avete all'interno del direttivo, di quelli che sono i meccanismi anche formali, non avete neanche, diciamo, quel minimo bagaglio che vi permetterebbe di affrontare le cose in maniera un po' più seria. Massimo parlava delle 8 montagne, film bellissimo, a me è piaciuto molto, e l'incapacità da parte di chi doveva in qualche modo gestire la selezione di capire che quel film non era fatto di musica originale, visto che adesso, dopo un po' di tempo, grazie anche al CMF, nel regolamento c'è scritto proprio in maniera specifica. Però è chiaro che per poter organizzare una sorta di controllo di quello che arriva al momento dell'iscrizione, servono delle persone che conoscano la materia. E lì purtroppo non ci siamo, quindi nessuno lì dentro sa di cosa si sta parlando. Come diceva Pivio, prima del nostro piccolo intervento che abbiamo fatto notare all'Accademia del Cinema, il premio che veniva dato, il David di Donatello, non veniva dato alla miglior colonna sonora o al miglior compositore, ma veniva dato al miglior musicista. Che già è errato di suo. Esatto, nell'ambito di un film il miglior musicista sembra più un esecutore che un creatore. Infatti. Perciò già da là il termine era abbastanza inesatto, diciamo così. Grazie al nostro intervento c'è stato un cambiamento, che adesso la figura di riferimento è quella del miglior compositore, insomma il premio va al miglior compositore, non al miglior musicista, insomma. Mi fa capire la confusione che c'è già. Infatti in questo senso vi farei un'altra domanda per approfondire. Io credo che qualcuno diceva le parole sono importanti, no? Le parole sono pietre, e allora vorrei far notare che un'altra odiosa terminologia che viene utilizzata nell'ambito del David Donatello, i famosi premi artistici e premi tecnici, laddove la musica è relegata al premio tecnico. Anche lì hanno reinventato la storia, proprio nel senso, pensavo, cioè, da un modesto studioso di musica da qualche anno, che la musica fosse un'espressione artistica. Questo non lo dicevo io, lo dicono pure i greci, la musichè e via dicendo. Certo. Adesso, facendo questi slittamenti di senso e di significati, probabilmente nel sentire comune qualcuno, anzi in molti, ci cascano e pensano che la musica sia un'espressione tecnica. Ora chiedo a Pivio, che forse lo sa, se anche questo dipende da ragioni televisive o invece anche questo è da statuto, questa distinzione tra tecnici e artisti. No. Allora, io non so dove sia nato il problema della definizione dei compositori quali, facenti parte del reparto tecnico. Ti posso sicuramente dire che comunque è una consuetudine che viene portata avanti soprattutto nel momento della promozione del film. Io credo che questa cosa di nuovo abbia come matrice iniziale il fatto che noi eravamo un mondo a parte. E dato che entriamo in gioco quasi sempre, non sempre, ma quasi sempre nella fase cosiddetta di post-produzione, cioè la fase in cui il film è stato girato, inizia il montaggio, eccetera, eccetera, e questo probabilmente ingenera questo meccanismo assurdo di considerarci dei tecnici. Noi siamo anche dei tecnici, però anche lo sceneggiatore è un tecnico. Anche il regista è tecnico. Se uno sceneggiatore non conosce le tecniche in maniera adeguata a una sceneggiatura, che può essere semplicemente
centra i dialoghi, espandi le descrizioni devono essere fatte in un certo modo, che è tecnica, non è arte, è tecnica. Cioè, questo fa capire che insomma è tutto molto relativo teoricamente. In realtà la nostra attività è un'attività artistica. Io ho sempre ribadito un concetto: voi vi sento dire che siete degli artigiani, noi siamo degli artisti. Riprendiamo il contesto, quello giusto, cioè noi non siamo dei tecnici, siamo anche dei tecnici, ma superiamo la base tecnica. Se non abbiamo dell'arte non facciamo niente, non si risolve nulla. Ecco. Una cosa alla volta. Adesso siamo concentrati sul Davide. A giorni abbiamo finalmente il primo incontro ufficiale come direttivo, e in cui noi avremo una piccola delegazione che racconterà il nostro punto di vista. Poi vediamo cosa recepiranno, e da lì vedremo. La professione come compositori, è diversa da altre professioni di musicista, di compositore, e questa è una cosa molto importante, perché il compositore di musica per film è diverso da un compositore di musica cosiddetta assoluta o un compositore di musica per qualsiasi altra cosa, insomma. Ha dei paletti, delle cose che deve rispettare, deve conoscere il cinema, deve conoscere anche la storia del cinema, deve conoscere i film, devi anche acquisire una terminologia tecnica, perché devi saper parlare con i montatori, devi saper parlare con le altre maestranze, perché un musicista che fa il musicista, che fa il compositore in un altro campo, queste cose non le conosce, non le sa, ma giustamente, mica perché è inferiore a un musicista di musica del film, assolutamente no, è un altro settore, è un altro campo che non ha bisogno di certe conoscenze. Noi abbiamo bisogno anche di queste conoscenze, ed è importante per i musicisti di musica per film conoscere anche il cinema, come sarebbe importante per qualche regista conoscere anche un po' di musica, in modo che si potrebbe comunicare molto meglio. Io una volta c'era un regista, non faccio il nome, insomma, con cui ho lavorato, che mi chiedeva adesso da un punto di vista tecnico, timbrico, mi chiedeva dei tamburi metallici. E io gli ho portato dei tamburi metallici, e quello continua a dire: no, più metallici. Cercavo di... non riuscivo. Allora gli ho portato un giorno così, sai, prendo dei tamburi di legno proprio, ho fatto una sequenza di tamburi. Finalmente, mi ha detto, finalmente. Non sapeva spiegarsi neanche timbricamente, perciò è un parlare, diciamo, che tra due discipline che però non si conoscono. Mi è venuta la famosa battuta del film "non guardarmi non ti sento", cioè se uno non ti guarda, esatto, l'altro non ti sente, e così c'è alla fine. Ma proprio, esatto. Guarda, andando a concludere come ultima considerazione, più che forse una domanda, secondo me, per risolvere un po' il problema anche di questi famosi riconoscimenti, questi premi che poi nascono, muoiono, vabbè, parliamo del Davide Donatello, parliamo dei Nastri d'Argento, però ci vorrebbe, come state facendo giustamente voi anche con la CMF, prossimamente soprattutto con i David, che chi assegna, chi decide che cosa a dare come considerazione, come premio, come riconoscimento alla categoria miglior compositore, miglior colonna, sia chi ne fa parte, come succede da sempre con l'Academy Awards, con altri premi, perché se continuano ad avere tutti questi premi, questi premiucoli dati da critici, neanche musicologi, dati da il primo che trovano per strada e entra lì e dice: ah, che carina quella canzone, che quando si parla di un tema in realtà che è una musica, e allora a quel punto cadiamo sempre in questo errore. Io mi ricordo sempre, ritornando alla questione dei Nastri d'Argento, visto che abbiamo parlato solo di David, ritorniamo ai nastri, che alla domanda perché avete candidato la colonna sonora di È stata la mano di Dio con Lele Marchitelli perché non ha scritto una nota, la risposta è stata: ma su MDP c'è scritto che l'ha scritta Lele Marchitelli. Allora là ti chiedi: ma scusa, ma chi ha deciso che quella colonna sonora era importante da candidare? Avrà visto il film? Avrà sentito un minimo di musica? Si sarà chiesto se quella canzone di Pino Daniele l'ha scritta Lele Marchitelli? Cioè, lì facciamoci delle domande e, come dice Marzullo, diamoci delle risposte. Scusa, bisognerebbe sempre capire
chi è che inserisce i dati sugli MDB? Cioè, nel senso, perché poi il problema è lì, perché a saperlo facevo mettere il nome mio, almeno prendevo vedi? È chiaro. Almeno prendevi la nomination tu. No, a parte MDB, però è ridicolo che ti diano una risposta del genere. Cioè, vuol dire che già come fondamento c'è un'ignoranza totale. Ecco. Certo, Io posso concludere, e poi lascio concludere ovviamente a Fabrizio e Pivio, che Massimo, noi ultimamente siamo andati spesso, abbiamo fatto parte di giurie, di festival, questa volta sia a carattere musicale, dal Music Comics al Cinema Record, al tuo, quello a Festival, ma tanti altri, scusate se me li scordo, qualcuno il Mercurio d'Argento, laddove invece, proprio perché trattasi di premi specializzati per la musica, c'è un'attenzione maniacale proprio delle nomination, delle candidature e via dicendo. Forse se mi mettessero a fare il giurato di un premio che ha a che fare con la sceneggiatura probabilmente prenderei delle topiche mai viste. Ma questo credo sia normale, non ci serve molta cultura e conoscenza per capirlo. Lasciamo concludere quindi Pipio e Fabrizio. Cosa ci aspettiamo per il futuro? Pipio, Fabrizio. C'era un documentario sul leader dei Clash che si chiamava The Future is Unwritten, cioè il futuro non è scritto. Cosa mi aspetto? Non lo so, cioè sicuramente come CMF noi continueremo pervicacemente, cercheremo di migliorare almeno in parte il disastro nel quale siamo ormai inseriti da tempo. Relativamente ai premi, io farei però una netta distinzione. Cioè, mentre i Nastri d'Argento sono dichiaratamente i premi che vengono dati dai politici giornalisti cinematografici, invece l'Accademia del Davide Donatello invece ho molto da dire, perché l'Accademia in quanto tale è la casa del cinema, in questo caso del cinema italiano. Quindi il cinema non si può permettere delle cappelle come sono successe più di una volta e troppo spesso. Tu hai parlato di quel caso lì, ma cioè, no, ci sono stati altri. Uno che mi ricordo in maniera veramente clamorosa è stato quando ha vinto come migliore canzone originale per Gomorra un pezzo strumentale del bravissimo Robert Del Naia. Canzone. Non si fa neanche distinzione tra canzone e canto, cioè, per dire. Oppure il fatto che come miglior canzone originale è stata premiata molti anni fa, una canzone meravigliosa, bellissima, probabilmente una delle più belle canzoni scritte dal dopoguerra a questa parte, che era Insieme a te non ci sto più, e aveva vinto il Davide come miglior canzone originale. Cioè, chi è all'Accademia ha una grandissima responsabilità. La responsabilità è che se si accede alle nomination si crea una specie di meccanismo privilegiato che permette poi ai produttori che magari coinvolgono queste persone che evidentemente sono l'eccellenza del nostro cinema di avere un occhio di riguardo nell'accesso ai fondi selettivi, cioè i fondi che vengono assegnati ai film per poterli fare. No? E molto del cinema italiano dipende dai fondi selettivi del Ministero della Cultura. Se non è chiara questa grandissima responsabilità, che è una responsabilità veramente molto grossa, io non so quanti sono i film che sono prodotti con i fondi selettivi, ma veramente posso pensare tranquillamente all'80-85%, forse il 90% di film italiani. Tecnico. E anche un aspetto economico, infatti Fabrizio prima parlava dell'importanza poi, anzi dell'aspetto economico a tutti i livelli. Quindi questo è, diciamo, per me diventa veramente un motivo non solo di rappresentazione di una categoria che è la nostra, ma è proprio di un'assunzione di responsabilità che è fondamentale. Giustissimo.
Allora, per quanto riguarda il futuro, ritornando alla tua domanda, per quanto riguarda il futuro di ACMF, vi dico seguiteci perché ne vedrete delle belle nei prossimi mesi, nei prossimi anni, perciò rimanete delle belle, non dei belli, ecco, delle belle no, sì. dei belli purtroppo no, delle belle pure poche perché abbiamo poche donne purtroppo nell'associazione, ma non per noi, ma purtroppo è proprio il nostro tipo di professione che attira poche donne. Infatti abbiamo sempre problemi nelle feste che facciamo in casa, che ci sono sempre poche donne e balliamo tra di noi alla fine. Dei nerd dentro proprio. Invece per quanto riguarda invece il futuro in generale della nostra professione, ci sono diverse cose che stanno arrivando e che bisognerà vedere insomma come affrontarle. Però io dico una cosa, io ho avuto la fortuna di conoscere Robert Moog e ho avuto la fortuna di studiare con lui, con Robert Moog, anche ho fatto diversi corsi con lui qui in Italia. E Robert Moog diceva sempre un detto cinese che diceva: spero che tu viva in tempi interessanti. E questi effettivamente sono dei tempi interessanti, anche se ci sono cose che stanno cercando di arrivare, che bisognerà vedere come sono, però sono tempi interessanti, perciò questo penso che sia una cosa, un detto da tenere presente. E adesso vi lascio perché vado a vedere per l'ennesima volta Ombre Rosse, un vecchio film. Vabbè, allora ti lasciamo, anche perché ci hai dato l'epitaffio finale. Questa qui di Moog mi piace molto come frase, e anche benaugurante peraltro, quindi è anche benaugurante, insomma. Allora io auguro a Pivio e Fabrizio Fornaci come a CMF buon lavoro, mi raccomando, fatevi valere, e io con Massimo saremo qui sempre a ovviamente seguirvi. Grazie molto a voi, grazie. Ciao, grazie. Ciao. Ciao.